scorso aprile picchiarono e rapinarono nella loro abitazione due anziani coniugi di Campolongo Maggiore, due banditi arrestati dai carabinieri dopo una lunga indagine. Polemica e dibattito dopo la sentenza del Tribunale di Padova che ha condannato il macellaio di Legnaro a quasi 5 anni di reclusione per aver sparato e ferito il ladro che stava entrando in casa sua. Legge sul biotestamento fa discutere il racconto confessione fatto ai microfoni di Antenna 3 dal sindaco medico trevigiano Riccardo Szumski. Mesi fa ha aiutato un amico a morire con la sedazione profonda. Caso ex Popolari, il governatore della Banca d'Italia Visco in audizione, la commissione d'inchiesta replica le parole dell'ex numero 1 di Veneto Banca, Consoli, mai fatto pressioni per favorire BPV. 2 incendi in abitazione e 2 famiglie salvate in extremis dopo attimi di terrore, è successo a Verona e a Mestrino nel Padovano, fondamentale la prontezza degli inquilini. Dal nuovo vertice per l'autonomia domani a Roma, al braccio di ferro sui FAS con il ministro Lorenzin, stasera a 20:10 il governatore Luca Zaia, tutto campo. Accordo tra i musei civici trevigiani e veneziani con sconti per i visitatori ma anche scambi e progetti comuni al di là delle appartenenze politiche delle due amministrazioni. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando di sicurezza e di una indagine lunga e complessa durata 8 mesi che ha consentito ai carabinieri di riuscire a chiudere il cerchio attorno ai 2 responsabili di una violenta rapina in casa vittime, 2 anziani coniugi a Campolongo Maggiore. Allora ci racconta tutto in diretta telefonica per noi la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno da Mestre, dove si è conclusa da poco la conferenza dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Venezia che insieme ai colleghi della compagnia di Chioggia dopo 8 mesi di indagine sono riusciti ad arrestare gli autori della rapina che è avvenuta lo scorso 15 aprile a danno di 2 coniugi settantenni di Campolongo Maggiore. Si tratta di Luca Miazzo, un 47enne italiano di Cittadella che è stato arrestato proprio nella sua abitazione lo scorso ottobre e di un 32enne rumeno che però è stato arrestato successivamente, dunque poco dopo, intorno a novembre, quando era già tornato nel suo paese d'origine, un arresto avvenuto grazie anche all'aiuto della polizia di frontiera. I militari sono riusciti a rintracciare questi 2 rapinatori grazie all'impronta che è stata trovata ovviamente con la collaborazione del RIS sullo stipite di una porta all'interno dell'appartamento dove sono entrati per rapinare i 2 anziani coniugi e dopodiché sono risaliti all'identità. Naturalmente le indagini non sono terminate, anzi continuano per capire il motivo per cui i 2 rapinatori si siano diretti proprio nella casa di questi 2 anziani coniugi che tra l'altro avevano nascosto circa 30.000 euro in un sottotetto, una cifra non proprio facile da scovare sia per l'entità sia per il luogo in cui era nascosto. Dunque anche su questo ci saranno degli approfondimenti da fare. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e all'epoca fecero scalpore anche le parole di rabbia uno dei 2 anziani coniugi, il marito della signora che disse se avessi avuto una pistola avrei sparato. Ebbene, c'è chi lo ha fatto per difendersi, Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che come sappiamo, come avevo raccontato ieri, è stato condannato proprio ieri a 4 anni e 11 mesi, quasi 5 anni in primo grado per tentato omicidio, una sentenza che ha fatto scalpore, che fa discutere, che provoca sdegno e rabbia, soprattutto tra chi ieri era proprio presente in tribunale all'uscita di Onichini e dopo la sentenza. Sentiamo le parole. Pensavo che sarebbe stato assolto, ma non c'è da sperare, insomma. Era già deciso a tavolino. La condanna di Walter Onichini a 4 anni e 11 mesi è accolta con rabbia e delusione tra coloro che sono arrivati a Padova per manifestare solidarietà al macellaio di Legnaro. E questo significa che si dà forza ai banditi di andare a saccheggiare le case e di chiedere i soldi a chi viene saccheggiato. Ormai qui vengono difesi i delinquenti e messi in galera gli onesti, cioè, solo per quello non è che fossi pessimista, però io tutto sommato me l'aspettavo. È arrivato un messaggio che praticamente la tutela del delinquente, cioè, anche il delinquente se viene l'esercizio di un centesimo ha la libertà e quindi in galera non ci va.
Tra i manifestanti, così come già la settimana scorsa, anche Ennio e Rosina, gli anziani torturati e rapinati nella loro abitazione di Piacenza d'Adige. È giusto, è giusto questo processo, non ti puoi difendere, non puoi dire niente. Dopo che sono loro a rubarti in casa devo ancora pagare, devo fare ancora la galera. Ma no. Ma perché succede così secondo lei? Perché è il nostro governo che li toglie, che li porta qua, che li aiuta, che gli dà. Noi altri siamo stati bastonati tutto, e da noi altri non abbiamo mandato nessun dottore psichiatra per farne andare via quell'idea, quella paura. Ma allora in galera gli tutto. Intanto è caccia ai banditi armati che ieri sera hanno bloccato e rapinato il gestore di un'area di servizio di Fossò nel Veneziano, seguendolo fino alla banca dove doveva depositare l'incasso. L'uomo, un 60enne, è stato circondato da 3 persone incappucciate armate che con toni di minaccia ovviamente gli hanno intimato di consegnare la cassetta contenente circa 4.500 euro. Di fronte alle armi puntate l'uomo non ha potuto fare resistenza e ha consegnato il contenitore. I 3 banditi sono poi allontanati di corsa dirigendosi dalla parte opposta alla quale l'uomo aveva parcheggiato la propria auto, dove all'interno c'erano la moglie e il figlio che non hanno potuto fare altro che assistere atterriti alla scena. Le indagini sono dei carabinieri. E intanto giornate di razzie che continuano nell'Alta Padovana, soprattutto con furti tra Villa del Conte, Tre Baseleghe e Villanova di Campo San Piero, dove in alcuni casi il Natale sarà davvero amaro. Vediamo perché. Non sono sfuggiti ai malviventi neppure i regali di Natale appena posti sotto l'albero in una casa di Villanova di Campo San Piero. Bottino davvero ricco per i ladri che si sono arraffati un televisore, un PC e inoltre un cappotto di marche e oggetti d'oro. Sarà una festa amara per questa famiglia che, oltre a dover ripulire tutta casa, dovrà rifarsi di un danno notevole. Non solo Villanova nel mirino, furti e tentati furti sono stati consumati negli ultimi giorni a Villa del Conte, dove la banda è entrata nel tardo pomeriggio approfittando della momentanea assenza della famiglia a Tre Baseleghe e Piombino Dese. Per ora nessuna traccia dei malviventi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. E ancora la cronaca, l'allarme bomba in via Forte Marghera, qualche minuto fa vicino alla sede della città metropolitana. L'allarme è scattato per un lenzuolo con sotto una valigia poco dopo le 11 e mezza. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per le verifiche che sono ancora in corso. Siamo a Mestre. Da Mestre alla provincia di Treviso, al Trevigiano, con il caso del colombiano responsabile della violenza sessuale in stazione a Treviso nel 2011, deve scontare un'altra condanna. Parliamo di Zuluaga, ma dopo essere stato rilasciato, come sappiamo, ha fatto perdere le sue tracce. Allora la procura ha deciso di tracciare i suoi spostamenti aerei. La procura preme sull'acceleratore per rintracciare Julio César Aguirre Zuluaga, il colombiano, oggi 31enne, che nel 2011 violentò una studentessa in stazione a Treviso e venne poi arrestato in Francia dalla polizia mentre stava cercando di far sparire le sue tracce arruolandosi nella legione straniera. Per quell'episodio Zuluaga ha scontato la sua condanna e a settembre è stato rilasciato, ma su di lui pende un'altra pena di 6 anni e 2 mesi per il medesimo reato nei confronti di un'amica della madre, che per un errore formale non è stato possibile eseguire in continuità la prima condanna, col risultato che il 31enne, da uomo libero, è salito su un aereo e ha lasciato l'Italia. La procura il 30 ottobre ha spiccato un nuovo mandato di arresto, ma Zuluaga non si trova e il PM Mara De Donà ha deciso di tracciare la rotta percorsa per capire dove sia adesso, con tutta probabilità in patria, in Colombia. Per il suo difensore, l'avvocato Carlo Cianci, se le cose stanno davvero così, il mandato non può essere eseguito. Manca la richiesta di estensione di quello europeo alle autorità francesi, quelle che consegnarono Zuluaga alla polizia italiana. Senza quello per l'avvocato l'atto della procura di Treviso è privo di valore. Parliamo adesso delle banche popolari, o meglio delle ex banche popolari. Continuano a Roma le audizioni della commissione parlamentare d'inchiesta. Stamane il turno del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Molte le frasi significative di Visco. Afferma in modo chiaro che la Banca d'Italia non ha mai fatto pressioni su nessuno per favorire la Banca Popolare di Vicenza o sollecitarne un intervento. Mai, ha ribadito Visco. Ovviamente il riferimento è a quanto detto qualche giorno fa dall'ex numero 1 di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, che aveva parlato di pressing, di pressione di Banca Italia
appunto per favorire Banca Popolare di Vicenza nei confronti di Veneto Banca. Nell'opinione di alcuni la Banca d'Italia avrebbe sempre detto che andava tutto bene e avrebbe sottovalutato la situazione quando con la seconda recessione innescata nel 2011 una nuova ondata di deterioramento della qualità dei crediti si è aggiunta a quella supportata dalle banche nel triennio precedente. Ebbene, tutto questo non è vero, dice Ignazio Visco, che continua a ribadire che non ha mai telefonato al presidente della Popolare di Vicenza Gianni Zonin sulla ipotesi di fusione con Veneto Banca, circostanza, come sappiamo, riferita proprio da Consoli. L'audizione ovviamente di Visco sta continuando in queste ore davanti alla Commissione. Un altro tema su cui si dibatte, che fa discutere, è quello sulla legge sul biotestamento, il biotestamento che è legge da qualche giorno dopo il via libera anche dal Senato, e fa scalpore, anche fa discutere l'intervista, racconto, diciamo confessione ai nostri microfoni del sindaco Riccardo Szumski, che nella vita è anche medico, sindaco trevigiano di Santa Lucia di Piave, che ha raccontato proprio ai nostri microfoni di aver aiutato un suo amico a morire. Risentiamo le sue parole. L'anno scorso con un amico che era a termine, ormai stava malissimo e mi ha fatto cenno con gli occhi e abbiamo fatto sì che andasse per la sua strada addormentandosi senza soffrire ulteriormente, senza rendersi conto di morire soffocato. Aiutato a morire per non soffrire più. Così racconta non il sindaco ma il medico condotto di Santa Lucia di Piave. E Szumski lo fa all'indomani dell'approvazione sul biotestamento, che vede divisa prima che la politica la società, tra chi approva la scelta del Parlamento e chi invece parla di suicidio legalizzato. Il medico e soprattutto l'uomo Szumski non sta di certo da quest'ultima parte, considerando quanto affronta ogni giorno. Qualcuno dovrebbe aver portato avanti dal punto di vista medico di assistenza con malati di SLA e con altre malattie che non davano speranza, con la famiglia, che disperazione, che difficoltà. Credo che sia giusto che uno possa decidere in queste situazioni estreme in cui non c'è nessuna speranza di non continuare a soffrire, né lui né la sua famiglia. E i politici che hanno combattuto la legge sul biotestamento come camuffamento dell'eutanasia di Stato, annunciando che continueranno la battaglia per cancellarla, non il sindaco ma il medico Szumski risponde. Questi sono quelli che non hanno mai affrontato realmente la disperazione di un malato terminale, di un malato che non ha speranza e della sua famiglia. Lo dico sempre, non va visto con una visione dall'alto di uno che dà giudizi, ma bisogna stare sul campo, bisogna stare lì con le persone, con la sofferenza delle persone. Ed ora il caso Bellomo, il caso delle aspiranti giudici in minigonna con il CSM che ha sospeso il PM di Rovigo Nalin. Sentiamo. Avrebbe fatto da mediatore tra il consigliere di Stato Francesco Bellomo, di cui era collaboratore nella scuola di formazione giuridica, diritto e scienza, e una borsista per procurare al collega indebiti vantaggi. Queste le motivazioni che hanno portato il Consiglio Superiore della Magistratura a sospendere dalle sue funzioni il pubblico ministero di Rovigo Davide Nalin. Si tratta di un provvedimento cautelare adottato in via d'urgenza. Sempre secondo le motivazioni che hanno portato il CSM a questa decisione, il fatto che con il suo ruolo nella scuola Nalin avrebbe esercitato attività vietate ai magistrati ordinari in violazione della circolare del CSM sugli incarichi extragiudiziari del 2015. Non è affatto vero che mi sia prodigato per indurre ragazze ad assecondare richieste illecite del consigliere Bellomo. Non ho mai fatto nulla di tutto ciò, così come nulla che potesse essere letto come costrizione, men che meno facendo leva sulla mia figura istituzionale, quanto dichiarato da Davide Nalin. Finora, prosegue il PM di Rovigo, ho ritenuto opportuno non intervenire nel dibattito mediatico, pur essendo stato bersagliato di una campagna diffamatoria senza eguali che mi ha fortemente addolorato e i cui effetti hanno colpito non solo me, ma anche la mia famiglia e persino la mia funzione di magistrato. Si tratta di un provvedimento, conclude Nalin, che fatico a comprendere, che inevitabilmente impugnerò, continuando ad avere fiducia nella magistratura alla quale ho dedicato la mia vita. La politica verso le elezioni del 2018, oggi a Roma ha presentata la cosiddetta quarta gamba del centrodestra, una formazione politica però già stroncata duramente dal segretario regionale del Carroccio, Gian Antonio De Re, nel corso della puntata di Ring, ieri sera nei nostri studi. Sentiamo. E della quarta gamba che dice? Mi accetterete tutti alla fine? La quarta gamba io lo spezzerei.
Non usa mezzi termini Gian Antonio Darè ieri sera a Ring, un destro in piena regola sferrato contro la neonata quarta gamba del centrodestra, tenuta a battesimo a Roma proprio questa mattina. Il cartello elettorale che raggruppa nomi importanti che solo insieme possono sperare di superare la soglia del 3% rischia di azzoppare la coalizione. Fitto, Lupi, Quagliarello, Zanetti, ma soprattutto Tosi. Inaccettabili secondo Darè, che dice di aver già messo in guardia Salvini. Si arrangino i rimasugli di tutti quei partiti. Allora ci sono degli elementi che stanno ancora votando con il governo del centro-sinistra e stanno per entrare nel governo del centro-destra. Ma dicono che voi un minuto dopo vi dividete sulla quarta gamba, l'aspetterei, punto, è la mia opinione, la dico, l'ho già fatta presente a Salvini, la ribadirò giovedì che abbiamo Consiglio federale. Da Roma a Treviso, Darè ascolta sornione l'intervista dell'ex sceriffo e si mostra più che fiducioso nel ravvisare in essa un appoggio verso il leghista Mario Conte. Su qualcuno che merita, che abbia le mani pulite, che ami i cittadini e la città. Da questa dichiarazione si capisce che ci sta riflettendo. Lei dice con questa cosa mi vogliono i trevigiani, mi chiedono di impegnarmi. Lui ha detto voglio uno con le mani pulite. Mario Conte è sicuramente con le mani pulite, nasce dalla sua lista civica, quindi l'ho avuto fianco e dice a di fianco, questa intervista dovremmo concentrarci su quella frase che dice tutto? Sì. Torniamo alla cronaca, 15 profughi sono stati ritrovati la notte scorsa a bordo di un treno alla stazione ferroviaria di Domegliara, frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella nel Veronese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEN 118 con un'ambulanza e un medico, ma solo uno dei clandestini è stato trasportato all'ospedale di Bussolengo in codice verde. La stazione di Domegliara si trova sulla linea ferroviaria del Brennero. Ancora da Verona, ma non solo, 2 incendi. Il primo, una famiglia di 3 persone che è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio scoppiato all'alba, appunto in città, nell'abitazione dove vivono padre, madre e la figlia 21enne. La famiglia è stata sorpresa nel sonno dalle fiamme, sono stati i vicini a dare l'allarme. Nella concitazione la madre 56enne è caduta riportando un trauma. Al policlinico è stata ricoverata per accertamenti un'anziana che abita nell'appartamento al piano inferiore. Famiglia salvata a Verona, famiglia salvata anche a Mestrino nel Padovano grazie alla prontezza di un ragazzo di appena 18 anni. Un cortocircuito che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Fortunatamente la prontezza di riflessi di un 18enne ha scongiurato la tragedia. Il ragazzo residente in via Montecimone a Mestrino era stato svegliato dalla madre che si era accorta delle fiamme. Lui ha subito bagnato una coperta e l'ha gettata sul deumidificatore da dove era divampato il rogo. Poi ha avuto la prontezza di spostare l'albero di Natale altamente infiammabile. Il fumo e l'odore acre della plastica bruciata però ha leggermente intossicato l'intera famiglia, che per accertamenti è stata portata in ospedale. Ancora dal Padovano, un escursionista padovano intrappolato sulle gallerie del Pasubio ma salvato dal soccorso alpino. Intrappolato durante un'escursione, salvato dopo che aveva lanciato l'allarme chiamando il padre col cellulare. Brutta avventura per un escursionista padovano di 23 anni rimasto bloccato dal ghiaccio mentre percorreva la strada delle gallerie sul Pasubio, impossibilitato a proseguire il cammino davanti al rischio di scivolare nel vuoto. Il giovane è stato raggiunto dal soccorso alpino di Schio, assicurato con una corda, imbragato e tratto in salvo. Allora l'emergenza lupi in varie zone montane, la Regione Veneto ha consegnato ad alcuni allevatori di pecore dei cani maremmani a protezione delle greggi. 2 maremmani addestrati alla protezione delle greggi di pecore dal possibile attacco di lupi. La Regione Veneto ha assegnato una coppia di cani a 4 diversi allevatori tra Alpago, Colvisentin, Lessino Orientale e Trevigiano. Tra loro anche Mattia Marchesi di Montebelluna. Per chi vive di questa attività l'attacco di un lupo con l'uccisione anche di un solo capo si traduce in un grave danno economico e il ritorno dei predatori in Veneto sta creando molti timori tra gli allevatori. Per questo la Regione si è mobilitata con un investimento di 9.000 euro utilizzando i fondi del progetto Life Wolf Alps. I cani maremmani sono la razza migliore per questo tipo di difesa. Quelli consegnati agli allevatori sono stati addestrati per vivere anche insieme agli uomini. Insieme a questa protezione la Regione consiglia agli allevatori di munirsi di recinti elettrici, 160 quelli consegnati quest'anno. Sconti sui biglietti ma anche scambio di opere, un vero e proprio patto culturale tra Venezia e Treviso, lo vediamo dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dalla cultura e da un patto, un accordo tra Venezia e Treviso al di là delle appartenenze politiche. Sconto per chi acquisti il biglietto nei musei civici di una delle due città, ma anche il reciproco scambio di opere. Dopo quello siglato con Vittorio Veneto, Treviso mette nero su bianco un accordo con la Fondazione Musei Civici di Venezia. Al bailo la firma del protocollo d'intesa. Veramente una grandissima occasione che abbiamo voluto costruire con i Musei Civici di Venezia, con la Fondazione Musei Civici Venezia. È una straordinaria opportunità, credo che verrà apprezzata la possibilità da parte dei nostri visitatori di accedere ai musei veneziani con uno sconto dopo aver pagato il biglietto qui nei nostri musei, andare lì e trovare una scontistica e viceversa. È uno scambio sempre alla pari, non c'è, quando si decide di fare rete è uno scambio paritetico, quindi noi abbiamo pensato che era il momento giusto di creare questa intesa proprio con i musei civici di Treviso, perché non possiamo immaginare, proprio dato le connessioni che ci sono sempre state tra Treviso e Venezia, che non ci fosse questo ulteriore accordo. Ovvio che per Treviso le biglietterie dei musei lagunari sono una straordinaria vetrina, ma anche il capoluogo della Marca vanta delle eccellenze artistiche uniche. Treviso ha la fortuna e il privilegio di conservare ormai la più importante, più ricca e completa raccolta di opere di Arturo Martini, e quindi direi che la collezione canoviana senz'altro potrebbe essere l'elemento da cui trarre fior da fiore. Noi rispetto ai musei civici veneziani siamo una realtà un po' più modesta, per cui però ricca di opere, e possiamo veramente condividere dei progetti importanti. Cultura è anche tradizione, come sappiamo, e tradizione di queste settimane, di questi giorni, è il presepe natalizio. Allora continuate a mandare le immagini, le segnalazioni del vostro presepe, redazione @antena3.it, scrivendo il vostro nome e cognome, riferimenti con l'indirizzo e il numero di cellulare, anche riferimenti, le caratteristiche del vostro presepe, oppure scrivendo, dicendo tutto questo nel messaggio in segreteria telefonica allo 0422 023 0898, oppure inviando voi stessi un video o delle foto del vostro presepe al 351 175 5340. Nel caso contrario verremo noi a casa vostra a riprendere il presepe. Siamo in chiusura. Vi ricordo però l'appuntamento con 20:10 questa sera, particolarmente importante, perché torna negli studi di Antenna 3 per 20:10 il governatore del Veneto Luca Zaia. Sarà una puntata importante perché domani è il giorno del nuovo vertice a Roma con il sottosegretario Claudio Bressa per fare il punto della situazione sulla trattativa dell'autonomia, quindi in ballo c'è il tema dell'autonomia, ma anche ovviamente si parlerà di banche, si parlerà di legittima difesa e si parlerà ovviamente anche della guerra dei FAS dopo l'intervento del NAS in regione, e quindi le polemiche che ne sono seguite, che stanno seguendo in queste ore. Appuntamento da non perdere stasera con 20:10 con il governatore Zaia. Non mi resta che lasciarvi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tempo stabile sulle nostre regioni e anche per lo più soleggiato, tuttavia con clima freddo. Vediamo il dettaglio del 19 dicembre. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole grazie all'aumento della pressione atmosferica. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Diamo anche uno sguardo all'andamento delle temperature. Il clima sarà ancora freddo con temperature massime non più alte di 6 gradi, minime attese tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui la pressione aumenta su tutta la regione, la giornata sarà ampiamente soleggiata con il cielo che si presenterà sereno ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 5 gradi, valori notturni ampiamente sotto zero ovunque. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Pressione in aumento su tutta la regione, il cielo si presenterà sereno sulla quasi totalità del nostro territorio. Più nubi peraltro innocue soltanto sui confini esteri. Le temperature massime sono attese sui 6 gradi, minime con -9 gradi a Bolzano e -4 gradi a Trento.
Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo. I venti moderati da nord, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.